strade della Marca è strage di giovanissimi, 6 dall'inizio dell'anno. Nella notte a Quinto lo schianto costato la vita a un 23enne, Andrea Vanin, amico del 19enne morto a Spresiano. Seconda vittima sul lavoro in 2 giorni, il camionista slovacco di 56 anni schiacciato da un bancale di Torba, la Bioflora di San Biagio di Callalta. I sindacati invocano maggiori controlli. Delitto di Cisone, nuovi elementi dell'indagine che ha visto finire in carcere Sergio Papa. Secondo i carabinieri il 35enne ha tentato di bruciare i corpi, fatale un messaggio alla mamma prima l'8 marzo. Nel parco di Vidasio parole e musica per l'ultimo addio ai coniugi uccisi a Role, l'affetto dei figli Eddie e Katuscia che parlano di dolore lacerante. In via Bindoni a Treviso scoppia la protesta tra i giostrai sfrattati dal Padovano e i residenti delle case popolari. Devono intervenire i vigili. In ogni ospedale una buca delle lettere con tanto di penna e foglietto precompilato per segnalare i casi di malasanità. Ogni missiva verrà consegnata direttamente a Zaia. Si è spento a Montebelluna all'età di 73 anni il patron dell'Aprilia Ivano Beggio, che aveva fatto conoscere in tutto il mondo il marchio di moto di Noale, lanciato piloti come Rossi e Biaggi. Buonasera Ben, ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale di Treviso. Iniziamo, e lo avete sentito ancora, da quella che ormai è diventata una strage di ragazzi sulle strade, l'ennesima vittima dell'asfalto a perdere la vita questa notte, Andrea Vanin, 23 anni, che si è schiantato con la sua auto contro un platano a poche centinaia di metri da casa. Le lamiere accartocciate, quel che resta dell'auto, i segni sulla strada dell'ennesima vittima. Una strage di ragazzi, l'ultima tragedia a Santa Cristina, a perdere la vita Andrea Vanin, 23 anni. Il giovane era alla guida della sua Peugeot 106, stava percorrendo via Monsignor Tignana quando, per causa al vaglio della polizia, ha perso il controllo dell'auto. Prima il violento schianto contro un platano, poi l'auto ha terminato la corsa nel fossato. Un boato che ha svegliato i residenti. A terra il ragazzo, ormai privo di vita. Nemmeno il tempo di asciugarsi le lacrime per la tragica fine di Tommaso Calesso all'alba di domenica, e 48 ore dopo la Marca viene colpita da un altro lutto terribile sulla strada. Un destino crudele, i 2 giovani frequentavano la stessa compagnia. È cambiato il luogo da Spresiano a Quinto di Treviso, ma con lo stesso esito drammatico. Andrea era un ragazzo tranquillo, ben voluto da tutti, così lo ricorda uno zio che guarda incredulo quel tratto di strada dove il nipote ha perso la vita. Calmo, e che aveva una compagnia che andava a giocare carte, non so cosa, comunque era veramente... Lavorava e studiava, ci racconta. Ma anche studiava però. Ah, bravo, sì. Perciò, esatto, purtroppo... Guarda voi ora, veramente era, insomma la massaria non me ne vuole, perciò neanche capivo, non hai fiori, e sei ancora, ti vuoi ancora più bene. Ancora pochi metri e Andrea sarebbe arrivato a casa. I medici del SUEM 118 e i vigili del fuoco di Treviso non hanno potuto far altro che estrarre il cadavere e constatarne la morte. Il 6° ragazzo deceduto in 3 mesi in una provincia che comincia ad interrogarsi sempre più sulla piaga che sembra riecheggiare i momenti più bui del territorio. Come già ieri, ignaro di quanto sarebbe accaduto stanotte, diceva il sindaco di Spresiano a proposito della morte di Tommaso Calesso. Sul platano un mazzo di fiori a testimoniare l'ennesima tragedia, l'ennesima vita spezzata, l'ennesima famiglia distrutta dal dolore. 2 morti sul lavoro in appena 2 giorni nella Marca. Ieri, ricorderete, a Loria, nella Castellana, oggi a San Biagio di Callalta, dove un autista è rimasto schiacciato durante le operazioni di scarico del suo tir. 2 tragedie sul lavoro in 2 giorni, 2 incidenti dalla dinamica simile, 8 i morti dall'inizio dell'anno. A Ramon di Loria ieri la morte di Roberto Romanò, 54 anni, di Tezze sul Brenta, travolto da un cumulo di sassi. Questa mattina, poco dopo le 8:30, a San Biagio di Callalta, un camionista slovacco di 56 anni, Vladimir Abovski, è rimasto schiacciato durante le operazioni di scarico dei bancali di Torba che stava consegnando alla ditta Bioflor di via Goito. La tragedia sul retro dell'azienda, dove un addetto della Bioflor stava scaricando il tir che l'autista aveva da poco parcheggiato nell'ampio spazio dietro al deposito. Secondo la ricostruzione di carabinieri e ispettori dello Spisal,
mentre un dipendente della Bioflor scaricava con il muletto il materiale, un bancale di terriccio è caduto travolgendo Abovsky, che non si trovava alla debita distanza. Immediata la richiesta di soccorso al SUEM 118, arrivato sul posto con ambulanza ed elisoccorso, ma per lo sfortunato camionista non c'era più nulla da fare. Per l'intera mattinata Spisa, il Carabinieri e i Vigili del Fuoco hanno proseguito gli accertamenti per cercare di stabilire la dinamica dell'accaduto e appurare eventuali responsabilità. Sempre ai Carabinieri spetta ora il compito di rintracciare la famiglia della vittima per comunicare loro che il 56enne non c'è più. E a proposito, la contabilità delle vittime sul lavoro nella Marca è allarmante in questo 2018. Il sindacato, che già ieri aveva invocato l'immediata convocazione del tavolo provinciale sulla sicurezza per quanto riguarda l'ambito lavoro, chiede maggiori controlli nelle aziende. La cultura della sicurezza da una parte, la necessità di riprendere in maniera massiccia i controlli nelle aziende dall'altra. Ieri, dopo la tragedia di Loria, i sindacati avevano diffuso un comunicato unitario invocando l'immediata convocazione del tavolo provinciale sulla sicurezza sul lavoro. Oggi si ritrovano a fare i conti con un nuovo infortunio mortale. Secondo in 2 giorni e ottavo in 3 mesi, perché poi se guardiamo dall'inizio dell'anno è veramente spaventoso il numero. Ci siamo fatti l'idea che c'è un problema e bisogna assolutamente affrontarlo. Ci sono le norme sulla sicurezza che oggi con l'aumento del lavoro non sono più seguite. Un fronte che sembra fare passi indietro piuttosto che in avanti, quello della sicurezza sul lavoro. La cosa che noi come sindacato vogliamo fare è parlare di sicurezza all'interno delle aziende, in tutte le aziende nelle quali ci interfacciamo, anche spingendo i lavoratori a un coinvolgimento più attivo. E dopodiché gli organi preposti bisogna che facciano tutti i controlli di conseguenza. L'altro tema è quello del confronto con lavoratori e ditte stranieri e quindi con procedure di sicurezza e preparazione differenti. Questo è sicuramente uno dei problemi, soprattutto nel settore dei trasporti. Ci sono delle norme anche nel momento in cui il lavoratore straniero entra in un'azienda che deve seguire, e soprattutto nel momento in cui bisogna anche scaricare un camion. L'autista dovrebbe stare distante dai mezzi di scarico e ci sono delle procedure che l'azienda dovrebbe fornire all'autista straniero o piuttosto l'esterno che entra in un'azienda. Ora il delitto di Cison, sono ancora più inquietanti, se possibile, i dettagli che stanno emergendo dall'indagine. Voleva bruciare i corpi delle vittime, Sergio Papa, dopo aver ucciso a colpi di roncola i coniugi Nicolasi. Emerge, dicevamo, dalle indagini svolte dai carabinieri, determinante su questo fronte anche un messaggio che il 35enne ha inviato alla madre in occasione della festa dell'8 marzo. Ha mandato un messaggio l'8 marzo alla mamma per la festa della donna, lo abbiamo localizzato, da quel punto non l'abbiamo più lasciato. Quando gli elementi sono diventati concreti siamo riusciti a rintracciarlo e fermarlo, che scendeva da un treno proveniente da Padova alla stazione ferroviaria di Mestre. Così il comandante del nucleo investigativo dei Carabinieri di Treviso, il maggiore Giovanni Mura, racconta il fermo di Sergio Papa, il 35enne di Refrontolo, in carcere con l'accusa di aver massacrato la mattina del 1 marzo, tra le 7 e le 8, Anna Maria Niola e il marito Loris Nicolasi. Avrebbe anche tentato di disfarsi dei corpi, voleva bruciarli. Gli indumenti del povero Loris sicuramente odoravano di combustibile. Forse gasolio. Dico forse gasolio perché lì sul posto è stata trovata una tanichetta di gasolio vuota, rovesciata, che dà a pensare che l'intento così di distruggere, se così è, di distruggere il corpo possa celare eventuali tracce. A carico del pregiudicato di Refrontolo indizi molteplici, convergenti e consistenti, dice il comandante provinciale Gaetano Vitucci. Un vicino l'ha visto fuggire dal luogo del delitto. In zona anche una Fiat Panda rubata, trovata bruciata la sera dopo a Col San Martino. Potrebbe averla usata l'assassino, dentro forse gli abiti che indossava quando ha compiuto il duplice omicidio. Plausibile che fosse tornato in quella casa dopo il litigio il giorno prima con i Nicolasi per svaligiarla. Potrebbe essere stato scoperto e aver reagito violentemente afferrando una
roncola dagli attrezzi di Loris e uccidendo entrambi, forse sotto l'effetto di stupefacenti. Lui nega, ma anche le intercettazioni telefoniche dei familiari confermano le accuse e anche che in casa sapessero quello che aveva fatto. Ulteriori elementi potrebbero arrivare dai rilievi del RIS e dalla perizia sui corpi. Fondamentale nelle indagini il contributo dei cittadini di Cison e della Vallata. Ci sono stati tantissimi cittadini che ci hanno dato parecchi elementi, magari per loro insignificanti, ma per noi sono stati fondamentali poi per mettere a sistema tutto quanto e per cercare di ricostruire quello che è avvenuto prima, durante e dopo il tragico evento. E a Nervesa della Battaglia nel pomeriggio la cerimonia laica per dare l'addio ai coniugi uccisi, con il saluto commosso dei figli Eddie e Katiuscia. Immersi nella natura che tanto amavano nel parco di Bidasio. A Nervesa della Battaglia avevano trascorso un pezzo di giovinezza Loris e Anna Maria, che stavano insieme da quando avevano appena 17 e 14 anni. Musica, la stessa che si poteva ascoltare nella loro osteria, che anche Andrea Zanzotto amava frequentare, e le parole commosse dei figli Eddie e Katiuscia. Questo tipo di morte provoca in chi rimane un dolore indescrivibile. Ti senti cadere in una voragine senza fondo, ti lacera. Mamma era buona, semplice, una casalinga con la passione per la cucina. Aveva sempre tutto quello che faceva, lo faceva sempre con amore e profondo sentimento verso tutti. Papà era un tipo che amava la musica, godeva ascoltare il violino, suonava la fisarmonica, queste cose le trasmettevano sempre forti emozioni. Grazie mamma e papà, perché siete riusciti a trasmettere anche in me, in noi e i miei figli e in tutta la mia famiglia importanti valori della vita che non hanno prezzo. Ho sempre scelto di vivere con mamma e papà perché ogni giorno mi insegnavano a vivere. Erano più giovani loro che un ragazzo di 20 anni. Si sono sempre amati dal primo momento che si sono visti. Erano due bambini. Il giorno in cui me li hanno portati via c'era la neve, come all'alba del loro amore. Come messaggio e saluto finale vi dico, cari mamma e papà, che vi amo, vostra figlia Katiuscia. Ai due coniugi uccisi hanno voluto dire addio in tanti, almeno in 400, familiari, amici, il sindaco di Nervesa Fabio Vettori e quello di Cison, Cristina Pinna. Ho ricordo di quella giornata quando i carabinieri mi hanno chiamata e per me, sono sicura, resterà per sempre un dolore indelebile, così come per tutta la mia comunità. Purtroppo Cison non è questo. La pioggia, la commozione, il commiato prima della partenza dei due feretri per la cremazione. E ora torniamo a Treviso, dove c'è più di qualche tensione, in particolar modo in via Bindoni. Nelle scorse ore un gruppo di nomadi è stato allontanato dalla prefettura di Padova, nella zona dell'Alta Padovana, per arrivare proprio lì dove dicevamo ci sarebbe un alloggio temporaneo, in emergenza temporanea a loro disposizione, ma così non è una volta arrivati sul posto. Vediamo. E allora cosa siamo noi qua? Hanno voluto fare di via Bindoni il ghetto di Treviso. Quelli che ci hanno portato qui, i vigili di San Martino di Lupari, hanno chiesto scusa, non pensavamo una cosa del genere. Due voci diverse, ma due voci di rabbia. Nel mirino il prefetto di Padova, le forze dell'ordine e Cassugana. Via Bindoni da una parte i residenti e dall'altra una famiglia di giostrai sinti, presenti anche dei minori, catapultati qui da San Martino di Lupari dopo uno sgombero ordinato dal sindaco padovano. Sgombero legittimo secondo il primo cittadino, illegittimo secondo i diretti interessati che raccontano di aver pagato il terreno in questione nel padovano. In ogni caso la soluzione trovata non accontenta nessuno. La famiglia ha residenza a Treviso, quindi le due roulotte finiscono qui, con la promessa di dare loro uno spazio dell'Ater dove mettere i mezzi. Il problema è che l'area è composta da un edificio abbandonato nel degrado più totale, pieno di siringhe, senza allacciamenti per acqua e riscaldamenti. Ieri sera lo scoppio della tensione, la promessa del comune di intervenire per sistemare, ma al mattino non si è presentato nessuno. Una cosa disastrosa perché neanche il mio cane non metto dentro lì. E avevano detto che era tutto a posto. Tutto a posto,
hanno detto vi portiamo anche i comandanti, quelli che c'erano là, carabinieri, comandanti di vigili, vi portiamo su un posto idoneo. E in più i residenti, già alle prese da tempo con situazioni del genere, dal 2006 per la precisione, quando fu ordinato lo sgombero di Rom e Sinti da via Milano, non ne possono più. Da quando hanno cominciato ad arrivare i Rom prima e dopo, dai Sinti noi non possiamo dire niente perché non hanno fatto niente, no? Ma con i Rom bisogna provare a vivere qua, cosa vuol dire? È normale, come io che ho una casa e mi arriva dell'urlotto davanti, come posso stare? Cosa fanno qui? È normale che c'è un disagio, sarebbe uguale per tutti, ma noi non è colpa nostra. Le due fazioni insomma non puntano il dito tra di loro, ma contro chi ha permesso questo. Nel pomeriggio però la svolta, abbattuto il muretto, realizzati l'impianto idrico ed elettrico, e la spiegazione arriva dal vice sindaco di Treviso, Roberto Grigoletto. Non siamo intervenuti stamane perché cercavamo una soluzione alternativa, dice, soluzione che per ora non è stata trovata in modo definitivo, per questo si è proceduto con i lavori nel pomeriggio. C'è anche da sottolineare, continua, che avevamo offerto una sistemazione in albergo alla famiglia, che però non ha voluto separarsi dalle roulotte. Questa di via Bendone è l'unica soluzione che potevamo trovare nell'immediato, nell'emergenza, data la decisione dello sgombero imposta dal prefetto di Padova, dal questore di Padova e dal sindaco di San Martino di Lupari. Ma è una risposta che ai residenti non basta più. Io ho fatto per 25 anni, ero maresciallo dei vigili urbani qua a Treviso, ma non sono mai state queste cose qua. Così il servizio di Nicola Zanetti, ci fermiamo per qualche istante, poi torneremo a parlare dell'addio a Ivano Beggio. La sua Asola, ma ovviamente anche Noale a piangere e tutto il mondo a piangere la morte di Ivano Beggio, patron dell'Aprilia. Fece grandissima in tutto il mondo l'azienda del padre che inizialmente produceva biciclette. Cordoglio da parte di molti suoi ex piloti, tra questi c'è stato anche un giovanissimo Valentino Rossi. Ivano Beggio, lo storico patron delle Aprilia, non c'è più, si è spento nella notte all'età di 73 anni. Pensava di aver sconfitto il male da tempo, quindi appena 15 giorni fa quegli improvvisi e dolorosi mal di testa e la terribile diagnosi. Noale lo piange, lì stata a lutto, e il paese da cui è partita la sua avventura, prima con l'attività delle biciclette del padre negli anni 70, poi con il rombo dei motori delle sue potenti moto, arrivando a venderne quasi 300.000 alla fine degli anni 90, e da qui che lascia la sua eredità culturale e organizzativa, dove negli anni d'oro lavoravano fino a 1200 persone, cordoglio da ogni parte del mondo, a cominciare dal suo Veneto, con il presidente di regione fino a tutti i sindaci del territorio e in particolare dalla sua Noale. Quando ci ha raggiunto la notizia ci ha lasciato davvero sconcertati. Il ricordo che abbiamo noi recente di Ivano Beggio è questa primavera, proprio seduti insieme su questa fontana, la scultura proprio in ricordo, in onore dei suoi genitori, e in una giornata bella e con tutta la vivacità che Ivano Beggio sapeva trasferire alle persone vicino a lui. Il nome di Ivano Beggio è legato ai grandi successi dell'azienda veneziana e al lancio di giovani talenti nel moto mondiale come Rossi, Biagi, Melandri o Locatelli. Già presidente degli industriali di Venezia nel 91, in moto mondiale ottenne 56 titoli conquistati nei vari campionati da diversi piloti e con 294 gran premi. Qui a Noale, nella sede della storica azienda, è tutto un via vai di amici, conoscenti e suoi grandi stimatori. Per ciò che ha rappresentato per me negli anni 70, tutta la sua capacità di innovare, di fare, è stata una cosa molto molto grande. Lascio un voto senz'altro nel paese di Noale, lascio un bel voto e poi auguri per andare avanti nel lavoro se hanno ancora volontà di lavorare. L'uomo che ha fatto piangere con la sua Aprilia anche i giapponesi. Certamente ha dato qualche lezione in giro per il mondo con le sue moto. Speriamo che l'azienda continui come l'aveva avviata lui e portata ai livelli che l'aveva portato lui. Di comunque continuare, cioè non lasciare il mondo qua delle due ruote e insomma continuare, che hanno sempre fatto bene. Senta, adesso starà correndo su uno dei suoi bolidi. Io lo auguro di cuore, ci ha sempre tenuto molto, era fiero di quello che aveva fatto. Buon viaggio.
Le vaccinazioni adesso, dopo la proroga, ricorderete, al 30 aprile, dal 1 maggio scatteranno le sanzioni per le famiglie che non si sono ancora messe in regola. Nella Marca a Treviso lo zoccolo duro è di 1600 famiglie circa che ancora mancano all'appello. È iniziato il conto alla rovescia. Entro il 30 aprile la situazione vaccini dovrà essere ben definita e chiara. I bambini che non saranno stati messi in regola rischiano di dover rimanere a casa. Si parla dei piccolissimi dagli 0 ai 6 anni, fascia di età che sarebbe anche lo zoccolo duro dei Novax. Abbiamo, per quanto riguarda i bambini che rischiano di non andare a scuola, circa 1500-1600 bambini che in effetti ad oggi non hanno fatto vaccinazioni e quindi rischiano di non poter completare l'anno scolastico. Situazione invece migliore per i più grandicelli. Siamo su percentuali che variano a seconda della zona fra il 94 e il 97%, quindi ottima direi. Ad un mese e mezzo dal termine ultimo previsto, le ULSS stanno contattando le famiglie non in regola, una ad una. Qualcuno si è fatto vivo, ci dicono, chiedendo un appuntamento, per altri ancora il silenzio. Dopo i primi giorni di aprile toccherà all'ULSS valutare caso per caso se questi bimbi non potranno più frequentare la scuola o se invece potranno terminare l'anno perché stanno regolarizzando la posizione nei confronti dell'obbligo vaccinale. Dal 1 maggio potrebbero partire invece le sanzioni. Sì, questo è quello che dice la legge e le circolari che sono state poi emesse. Si sta ancora discutendo per avere un quadro preciso sul modo di erogazione della sanzione. Siamo in attesa noi delle ULSS di vedere in che modo dovremo comportarci. La sanzione comunque si sa che sarà fra i 100 e i 500 euro e che sarà comminata una sola volta alle famiglie che non adempiranno all'obbligo vaccinale. Prende spunto da Lo dico d'antenna, insomma, il presidente Luca Zaia, scherziamo, ma da sempre si può scrivere lui direttamente. Adesso, per quanto riguarda i casi legati alla sanità, c'è una cassetta della posta nella quale inserire appunto le lettere che leggerà proprio il governatore Luca Zaia. La buca delle lettere è rossa con tanto di penna e foglietto precompilato per segnalare i casi di malasanità da imbucare direttamente in ogni ospedale. Ogni missiva verrà portata in regione e poi consegnata direttamente al presidente che la vaglierà una ad una di persona, assicura lo stesso. C'è il modulo, c'è anche la penna, quindi non c'è necessità di procurarsi niente. Si entra negli ospedali, ci saranno questi corner, questi punti che si vedono, sono molto visibili e c'è modo di lasciare lì un messaggio, una dichiarazione oppure un suggerimento o un reclamo, come si dice, e poi verranno ovviamente analizzati e si darà corso. In una settimana di media migliaia le mail che giungono in regione con cui molti utenti lamentano e segnalano disagi e cosa non va in merito alle diverse prestazioni sanitarie anche nelle varie strutture ospedaliere, a cominciare nel dettaglio da cosa non funziona il reparto. Ecco le segnalazioni da fare con accanto i volti con nomi e cognomi di tutti i dirigenti e responsabili della sanità e delle varie strutture ospedaliere comprese. Un investimento da 80.000 euro per i 200 espositori che entro la prossima settimana verranno posizionati in tutti gli ospedali del Veneto. Dall'altro c'è anche un totem che riporta ovviamente le foto dei direttori responsabili con i telefoni e le mail, in maniera tale che i cittadini possano anche contattare se hanno qualcosa da dire. Dati già presenti in rete che con questa campagna informativa si vuole raggiungere anche chi non ha destrezza con la tecnologia e con i computer. Di essere a disposizione del cittadino, che è il contribuente, che è colui che paga le tasse per avere dei servizi e per migliorare il servizio. Ci rivediamo tra poco perché c'è 20:10 sui temi di attualità. In studio ci sarà il neodeputato Raffaele Baratto per Forza Italia e il neosenatore Andrea Ferrazzi per il Partito Democratico. È tutto per il telegiornale di Treviso, grazie per averci seguito. Ora le previsioni meteo per le prossime ore. Buona serata. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Temporanea pausa asciutta e anche piuttosto soleggiata sulle nostre regioni con clima molto mite. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 14 marzo.
Sul Veneto locali foschie o nebbie sui settori centro-meridionali, solo in parziale sollevamento col passare delle ore. Soleggiato altrove con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature in lieve aumento, le minime saranno comprese tra 3 e 6 gradi, valori massimi invece che oscilleranno tra gli 11 e i 14 gradi circa. Qualche nebbia anche sul Friuli Venezia Giulia, specie sui settori meridionali della nostra regione, ma migliorerà col passare delle ore, più sole invece altrove. Temperature minime tra 4 e 6 gradi, valori massimi invece compresi tra i 10 e i 14 gradi. Spostiamoci infine a vedere la situazione del Trentino Alto Adige. Sarà una bella giornata di sole su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 7 gradi, massime comprese tra 15 e 16 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.